resa tetraplegica per gli errori commessi in sala parto. Per questo è stato concesso alla famiglia un risarcimento, ma oggi le assicurazioni vogliono indietro parte di quei soldi perché dicono che morirà presto. Questa terribile storia inizia con il travaglio di sua madre. Come sono stata da sola, mi hanno abbandonato attaccato ad un palo della Flevo e nessuno mi veniva a guardare. Eleonora è posizionata male nel grembo materno. Andrebbe fatto un cesareo, tra l'altro già programmato, ma la ginecologa che supervisiona il parto lo nega. Incomincia a fare la cosiddetta mossa di Christeller, cioè spinge sull'addome della mamma per far uscire il feto, che ovviamente, proprio perché è in posizione sbagliata, non può uscire. Dopo 3 ore arriva la seconda ginecologa. Prende non una, ma 2 ventose e mentre le colleghe spingono, tira la testa della bimba. Gli errori commessi dalle dottoresse hanno provocato danni irreversibili a Eleonora. Dopo 10 anni di lotte in tribunale, un giudice ha condannato ginecologhe, ospedale e assicurazione a pagare 5 milioni di risarcimento. Ma in questi giorni Gli assicuratori rivogliono parte dei risarcimenti indietro perché, secondo una loro perizia, l'aspettativa di vita della bimba è tra i 10 e i 20 anni. Sembra uno scherzo, ma è il calvario che sta vivendo la famiglia di Eleonora. è morto sul campo di battaglia.